Pochi minuti di volo e poi lo schianto, tragedia ieri sera a Cairano San Marco con l'ultraleggero precipitato sulla terrazza di una villetta, nulla da fare per il 70enne Mario Cecconato e il 47enne Iuri Bortoli, entrambi di Pederobba. Sembrava una bomba alle voci dei testimoni del dramma di Cairano, salva per miracolo la famiglia residente nella villetta, il velivolo schiantato a pochi passi dalla cameretta di un neonato. Rogo quasi certamente doloso distrugge l'auto di un assessore di Tezze sul Brenta ricandidato alle elezioni. È successo ieri sera mentre il politico era impegnato in un dibattito tra candidati sindaci. 14 anni minacciata, estrattorata da 2 bulle davanti alla scuola media del Trevigiano, la mamma presenta denuncia ai carabinieri. Sassi lanciati contro i finestrini del tram in corsa a Mestre, paura in Viale San Marco, il timore di una baby gang in azione. La situazione delle infrastrutture in Veneto è critica, l'ultimatum delle imprese al governo, siamo in grave ritardo. A giorni l'apertura del primo tratto della Pedemontana Veneta, l'annuncio dal consorzio SIS, intanto ieri il progetto della superstrada è stato illustrato agli studenti di diversi istituti trevigiani. 1500 bambini delle scuole materne e elementari a lezioni dai Vigili del Fuoco di Treviso, obiettivo parlare di sicurezza e sinergia. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali è subito dunque la cronaca in primo piano e la cronaca di quanto accaduto ieri sera poco prima delle 20 con quello schianto terribile, sembrava una bomba, sentiremo fra poco dalla voce dei testimoni, l'ultraleggero caduto precipitato, pensate, sulla terrazza di una villetta con vivi per miracolo la famiglia residente ovviamente nella villetta, morti invece i 2 uomini, le 2 persone che erano a bordo del velivolo. Siamo in collegamento con Cairano San Marco, con Francesca Bozza e Lucio Zanato, vediamo anche la terrazza in questione. Francesca. Buongiorno Nicola, buongiorno telespettatori. Sì, inquadrata da Lucio Zanato la terrazza e quello che resta dell'ultraleggero coperto da un telo, sopra un cartello con scritto area sotto sequestro. Qui in via Giorgione a Cairano è una situazione di shock, vicini ma soprattutto i proprietari della villetta, una giovane coppia con il loro bimbo di appena 3 mesi e l'ultraleggero è finito proprio a poca distanza sulla parete della stanza del piccolo. I coniugi sono scioccati, ci chiedono di lasciarli tranquilli, ancora consapevoli di quello che poteva accadere. I vicini ci dicono che poteva essere una tragedia dalle proporzioni ancora più importanti. 2, come hai detto tu, le persone che hanno perso la vita, Mario Ceccato 70 anni e Iuri Bortoli 47, entrambi di Pederobba. Ceccato con una lunga esperienza di volo alle spalle, un grande esperto, e Bortoli alle prime armi, era il suo allievo, stava apprendendo la tecnica del volo. Non si sa cosa sia accaduto, spetterà alle forze dell'ordine, agli inquirenti fare luce, la procura aprirà un fascicolo per chiarire le cause della tragedia e per chiarire chi si trovava al momento dello schianto alla guida dell'ultraleggero, se Ceccato o Bortoli. Restano ancora dunque tanti interrogativi da chiarire su questa tragedia. Certo è che rimane lo shock a Pederobba per queste 2 vite spezzate e qui in questa villetta la consapevolezza che poteva finire molto peggio. Adesso vediamo il servizio con le immagini, il servizio di Daniele Assizia che ricostruisce quanto accaduto ieri sera poco prima delle 20 qui a Cairano. Erano appena decollati dal campo San Marco Volo a solo 1 chilometro dal luogo del disastro, quando all'improvviso l'ultraleggero, ancora a bassa quota, è precipitato, andando a schiantarsi contro la canna fumaria di questa villetta. All'interno, al piano terra, una famiglia, padre, madre e il figlio di appena 3 mesi. Sono tutti illesi, solo tanta paura e lo shock per quanto accaduto. La vicina di casa ci racconta quei drammatici momenti. 5 minuti prima mi trovavo sul posto dove è successo, giù, che stavo tagliando l'erba. Sono entrata, ho chiuso la porta e come ho chiuso la porta ho sentito sto botto, pensavo mi fosse scoppiata la bombola del gas. Esco per andare a vedere e vedo una nuvola di fumo, una puzza tremenda di carburante, benzina, olio, non ho capito bene cosa. E in quel momento ho guardato su e non capivo nulla.
La tragedia si era appena consumata. A morire Mario Ceccato, 70 anni, e Yuri Bortoli, 47, entrambi di Onigo di Pederobba. Uno è morto sul colpo, l'altro pochi istanti dopo. Una scena straziante, ad accorrere subito sul luogo dell'incidente i residenti. Ho visto questo aereo che si è decolato dalla pista qua e tutto su un tratto ho iniziato ad avere un'avaria e niente, si è schiantato direttamente sulla casa qua dei vicini e poi sono giù di corsa a vedere e niente, c'erano due piloti dentro. Parlando con la gente, una bomba atomica, hanno detto, insomma, ecco, c'è abbastanza, come dire, un bel botto, ecco. Sul posto vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri. La zona è stata transennata, l'area è ora sotto sequestro. I soccorritori hanno dovuto attendere l'arrivo del magistrato per poter estrarre i corpi. Alle 22 le vittime sono state portate via. I pezzi del velivolo sono finiti ovunque, anche nel cortile della casa accanto, così come un paio di occhiali rimasti incredibilmente integri, probabilmente di una delle due vittime. Il sindaco Chiara Mazzoccato, una tragedia che poteva finire anche peggio. Non ci sono stati danni materiali e la cosa si è limitata a questo, oltre al velivolo e ai due passeggeri, quindi in questo senso si è limitata la tragedia, ma la tragedia rimane perché ci sono due persone che sono venute meno. Ieri sera è stato un via vai di cittadini. Via Giorgione è una zona di villette basse, tutte vicine. Il boato, l'odore forte del carburante, la scena terrificante del velivolo conficcato nella parete sulla terrazza, le due vittime. Impossibile, dice una signora, dimenticare. Questa notte nessuno dormirà. Adesso invece, sempre ieri sera, a Tezze sul Brenta, un'auto che prende fuoco, completamente distrutta e quasi certamente si tratta di un rogo doloso. E la vittima di questo attacco incendiario è un assessore, peraltro candidato alle elezioni. Questo è quello che è rimasto della Jaguar dell'assessore uscente di Tezze sul Brenta Gian Pietro Visentin, andata completamente distrutta dalle fiamme. Quasi certa è l'origine dolosa di un atto che fa supporre un attacco al partito di cui fa parte Visentin, la Lega. Il rogo è divampato in via 25 aprile poco prima delle 22 durante un confronto tra i candidati a primo cittadino di Tezze. Una sala gremita di persone, confronto aperto, all'improvviso l'allarme. Immediata l'allerta ai vigili del fuoco che hanno lavorato per più di 2 ore prima di riuscire a spegnere l'incendio della Jaguar che aveva intaccato anche alcune auto parcheggiate lungo la strada. Un miracolo se le lingue di fuoco non hanno raggiunto le vicine abitazioni. Ora sono partite le indagini dei carabinieri per risalire agli autori del gesto. Un altro incendio, questa volta nel Trevigiano, nella Marca Godega di Sant'Urbano, poco dopo le 2:30 a prendere fuoco un garage ricovero attrezzi, dicevamo poco dopo le 2:30, all'interno bruciato un'autovettura, un trattore e una moto con materiale vario. Sono arrivati sul posto 5 mezzi dei vigili del fuoco da Conegliano, Vittorio Veneto e Treviso. Fortunatamente i pompieri, i vigili del fuoco sono riusciti a contenere i danni appunto all'interno del ricovero attrezzi garage. I danni comunque sono ingenti evidentemente. Adesso di nuovo nel Padovano dove fa discutere, sciocca ancora la comunità il caso dell'uomo Federico Bernardinello che ha nascosto in legnaia i parenti morti da anni per poter incassare la pensione, mentre i paesi e i familiari aspettano l'esito delle autopsie sui corpi di Italo e Nerina Battistella. Emergono nuovi particolari su questa inquietante vicenda. Federico Bernardinello aveva pensato proprio a tutto. Aveva trovato anche il modo di far capire a eventuali visitatori della sua abitazione, se gli fosse capitato qualcosa all'improvviso, di chi erano quei 2 cadaveri nascosti in legnaia. L'uomo all'onore delle cronache in questi giorni per aver nascosto i cadaveri di mamma e zio per poterne intascare le pensioni, aveva segnato sui poveri resti nome, cognome e data di morte. Per lo zio Italo, ormai scheletrizzato a 3 anni dal decesso, era stato scelto un baule come ultima dimora. Sul coperchio la carta d'identità dell'anziano e un foglio con la data di morte. Per la mamma, morta probabilmente nell'inverno scorso, un sarcofago di cellophane con il documento di identità e il solito foglietto con la data del decesso.
Resta naturalmente da capire se le date riportate da Bernardinello siano quelle effettive e soprattutto resta da capire come siano morti i due anziani e in quali condizioni, ma su questo potrà fare luce solamente l'autopsia che verrà effettuata nei prossimi giorni. Gli inquirenti tendono a escludere che Nerina e Italo siano morti di morte violenta, ma fino a quando i referti non saranno messi nero su bianco in questa sconcertante vicenda può accadere davvero di tutto. Allora vi riproponiamo un caso che abbiamo raccontato ieri sera nel nostro telegiornale di Treviso, un caso di bullismo tra giovanissime, una ragazzina di 14 anni minacciata e strattonata da due bulle davanti alla scuola e bloccate da una professoressa. Le due promettono che torneranno e minacciano finiremo il lavoro. La mamma della ragazzina che frequenta la terza media ha presentato denuncia ai carabinieri e racconta quanto accaduto. Con sta cuccia. Io sono stata contattata dopo qualche giorno dall'insegnante di mia figlia e sono venuta a sapere che mia figlia durante la pausa pranzo della scuola è stata accerchiata da delle ragazzine per questioni abbastanza futili e banali ed è stata aggredita sia verbalmente che fisicamente all'esterno della scuola. L'episodio di bullismo davanti ai cancelli di una scuola media trevigiana. Una 14enne viene affrontata da una coetanea accompagnata dalla sorella prossima alla maggiore età. Ce l'hanno con lei per gelosia di un'amicizia con un ragazzino. Parole grosse, uno spintone, minacce, una sorta di spedizione punitiva sotto gli occhi dei compagni di classe della vittima, interrotta dall'arrivo di un insegnante. Il problema è stato che al termine del video queste ragazze hanno promesso a mia figlia di finire, come hanno definito loro, finire il lavoro. La mamma ha sporto denuncia ai carabinieri, ma i genitori ora vivono nell'angoscia che la 14enne e la sorella mettano in atto le minacce, anche perché pesanti messaggi intimidatori la ragazzina li ha ripetuti nascondendosi in una chat alla madre della presunta rivale. Il mio è proprio un grido disperato di fermiamo questa violenza, questa cattiveria che sfocerà prima o poi in qualcosa di molto grave, perché prima o poi succederà. I genitori sono preoccupati perché la violenza, soprattutto quella verbale, dilaga nei social frequentati dai giovanissimi che si fanno influenzare e spesso non hanno la capacità di discernere il reale dal virtuale. Quello ormai per loro è diventato il mondo reale, non importa se una persona nella vita di tutti i giorni si comporta in modo esemplare, ma se una seguace in Instagram diventa uno sfigato a loro detta, mentre una persona che può essere la peggiore del mondo, se è molto seguita nei social network, diventa un idolo per loro. Di qui l'appello alle istituzioni e alle scuole. Io vorrei che questa rabbia, questa aggressività che hanno venisse incanalata in qualcosa di positivo e di costruttivo. Speriamo che questo grido d'aiuto, questo venga ascoltato dai presidi e dai dirigenti scolastici. Intanto a Mestre qualcuno, e si teme siano dei giovani e anche giovanissimi, lancia dei sassi contro il tram in corsa. Ce ne parla Filippo Fois da Mestre. Filippo. Sì, buongiorno da Mestre, dove c'è viva preoccupazione per quanto sta accadendo oramai da diverse notti al tram in Viale San Marco. La linea del tram durante la notte è oggetto da diversi giorni oramai, da diverse nottate, scusate, oramai, di un lancio di sassi sul quale stanno indagando le forze dell'ordine e sul quale per ora non si riesce a individuare il o i responsabili. I lanci sono stati diversi, sono cominciati martedì, sono proseguiti anche mercoledì, poi l'episodio più grave si è verificato attorno alle 22:30 di giovedì. Il sasso questa volta ha infranto uno dei finestrini del mezzo, quindi chi si trovava in quel momento a bordo è stato investito, fortunatamente non c'è stato nessun ferito, però un grosso spavento. All'inizio addirittura alcuni testimoni hanno detto che avevano pensato ad un'esplosione. Il tram si è fermato, la stazione tra l'altro è sempre la stessa, è quella di Boerio, l'area, e sono intervenute le forze dell'ordine, è arrivato un autobus sostitutivo per far proseguire la corsa ai passeggeri che in quel momento erano a bordo. Come detto, sul fatto si sta indagando.
Qualcuno ha avanzato l'ipotesi che si possa trattare di baby gang perché in effetti si tratta di un gesto immotivato, apparentemente gratuito, e per il quale insomma comunque la preoccupazione per chi prende un mezzo pubblico la sera rimane molto alta. Per ora vi restituiamo la linea. Grazie a Filippo Folis. Adesso il braccio di ferro veneto con il governo sui tanti temi, uno di questi come sapete è quello sulle infrastrutture e sulla TAV in particolare. Oggi in un'intervista a Corriere del Veneto il Ministro delle Infrastrutture, spesso nel mirino in queste settimane, in questi mesi, dice la linea ferroviaria alta velocità in Veneto andrà avanti, a brevissimo pubblicheremo l'analisi costi-benefici che non l'ha mai rallentata e che servirà invece a migliorarla in termini di efficienza e sostenibilità. Quindi annuncia a breve la cosiddetta analisi costi-benefici. Intanto però, secondo le categorie economiche, le imprese, la situazione delle infrastrutture in Veneto è critica e c'è un ulteriore ultimatum delle imprese a questo governo per non rischiare di restare troppo indietro. Per rimanere competitivo al Veneto è rimasto poco tempo e una sola strada da seguire, che lo Stato si accorga quanto sia necessario lo sviluppo delle infrastrutture, quelle opere che nel campo dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni siano accessibili a basso costo per consentire al Veneto di crescere e che invece oggi vedono il Veneto pericolosamente fermo e con il processo per l'autonomia a rischio, come denunciano le camere di commercio della nostra regione. Non si può andare avanti su questa strada del no continuo, tagliati fuori da tutte le progettazioni, da eventuali potenziamenti. Il Veneto è l'unica regione del nord Italia e quindi una regione dal punto di vista economico importante che non ha un valico verso la Germania. Sostenere l'economia del Veneto, va ricordato, significa sostenere l'economia nazionale, ma nonostante il peso economico di questa regione c'è poi qualcosa che non funziona quando si tratta di fare investimenti. Ricordiamo che il Veneto è la seconda regione per esportazione, assieme alla Lombardia e all'Emilia Romagna noi contiamo per il 50% del prodotto interno lordo, quindi più di così. Cancellato il treno del mattino da Padova a Roma e non più ripristinato, e poi la TAV, l'alta velocità, per la quale sembra che non ci siano i soldi per completare la progettazione oltre Verona e forse Vicenza. Cosa si vuole fare di questo territorio? Emarginarlo ancora di più? Io credo che questo territorio abbia bisogno di rispetto e soprattutto di essere sostenuto in una visione nazionale di un'economia che sta perdendo colpi. L'Emilia ormai, guardando il PIL, ha superato anche il Veneto, grazie proprio alle infrastrutture come l'alta velocità. Anche in questo caso il Veneto ha rispettato le regole ed è quello che poi alla fine si vede mortificato da scelte di pianificazione nazionale che sono veramente indecorose. Infrastrutture in Veneto e grandi opere in Veneto significa anche pedemontana, e allora dai vertici del consorzio SIS l'annuncio che, la conferma meglio, che a brevissimo apre il primo tratto. A giorni saranno aperti i primi chilometri della pedemontana nel lotto che va dalla Valdastico a Breganza. Da Treviso i rappresentanti del SIS, il consorzio di imprese che sta materialmente realizzando la grande opera, invitati a illustrare tecnicamente il progetto della pedemontana ai ragazzi della scuola edile, fanno sapere che l'apertura dei primi 6 chilometri della superstrada è questione di pochi giorni, probabilmente subito dopo l'appuntamento elettorale. Abbiamo sentito oggi, in occasione di questa giornata, che il primo tratto verrà aperto a brevissimo. Questo non può altro che farci felici come veneti e credo anche come italiani. Cioè qui è l'ora di smetterla di fare i primi della classe o piangersi addosso, bisogna fare, continuare a sperare in un futuro migliore in un paese che è ormai certo che è in recessione, e solo attraverso le grandi opere e le infrastrutture che danno la possibilità alle nostre industrie di spostarsi e essere competitive con il resto d'Europa potremo crescere. Segnale positivo per il settore anche lo sblocco definitivo del cantiere di Altivole da parte dell'autorità giudiziaria, tratto del lotto trevigiano della superstrada completato quasi per la metà. Il direttore Ruggero è convinto che i tempi di consegna saranno rispettati. Sono 38 chilometri di viabilità principale della pedemontana veneta, più qualche chilometro di viabilità secondaria. Siamo in fase di esecuzione su tutte le zone dei 38 chilometri del lotto 3, siamo all'incirca sul 45%, 40-45% delle opere, però stiamo lavorando alacremente per cercare di rispettare le tempistiche che sono state programmate
dalla nostra società e dalla regione. Gli studenti della scuola edile hanno accolto con favore questa esperienza. Va al di fuori di quello che è il solito cantiere edile, quindi diciamo dalla classica costruzione della casa, perché ci approcciamo più al mondo delle costruzioni stradali, quindi opere grandi, opere importanti. Siamo abituati specialmente sul privato, su costruzioni, non nell'ambito delle strade. È un grande cantiere e chi ci lavora ha tanta responsabilità, soprattutto se sbagli sono problemi gravi. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo la cronaca. Rieccoci in studio in diretta, torniamo alla cronaca dunque dal Vicentino, purtroppo un'altra anziana vittima di un raggiro a Schio. Schio, si fingono parenti di un'amica per introdursi in casa di un'anziana e derubarla. Le due donne di 21 e 25 anni, una volta entrate nell'abitazione, mentre una distraeva l'anziana, l'altra frugava nei cassetti della camera da letto, dove sottraeva 150 euro. Le due ladre però non hanno fatto tanta strada. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima, i militari sono riusciti a mostrare un album fotografico all'anziana donna, che riconosceva subito le due malfattrici, che sono poi state individuate e deferite all'autorità giudiziaria. La cronaca giudiziaria, la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la sentenza di 12 anni all'infermiere che narcotizzava e abusava delle pazienti nel Padovano. Confermati 12 anni di carcere per l'infermiere che narcotizzava e abusava le pazienti. La Corte d'Appello di Venezia ha infatti confermato la sentenza di condanna per violenza sessuale aggravata, già inferta con rito abbreviato dal Tribunale di Padova. Tra il dicembre 2016 e il gennaio del 2017 l'infermiere romeno ha narcotizzato e violentato 7 pazienti, tra cui una minorenne. Erano tutte ricoverate nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Padova. Anche l'azienda ospedaliera si è costituita parte civile al processo. Allora cambiamo argomento con i 1500 bambini delle scuole materne elementari del Trevigiano a lezione dai Vigili del Fuoco. Nasini all'insù e sguardi stupiti dei bambini che oggi hanno partecipato all'iniziativa Sicurezza e Soccorso nella caserma dei Vigili del Fuoco di Treviso. Oltre 1500 i piccoli delle materne ed elementari che hanno guardato ed applaudito gli uomini del soccorso. Sì, perché assieme ai pompieri c'erano anche i carabinieri, il SUEM 118, la Guardia di Finanza e la Polizia. Queste iniziative vogliono evidenziare ai futuri cittadini di domani quello che significa lavorare in sicurezza, quindi in funzione di quelle che sono le situazioni talvolta anche di rischio, che la sicurezza comunque deve essere sempre messa al primo posto. Un viaggio nella provincia di Treviso per permettere a tutti i piccoli di varie scuole di vedere i Vigili del Fuoco al lavoro. Un'iniziativa che ha riscosso sempre un ottimo successo. Ieri a Conegliano 1500 bambini, a Oderzo 800 e domani al 51esimo storno ne sono previsti ben 3000. È una bella e ottima cosa per i bambini apprendere così in tranquillità cosa noi facciamo sulle strade. È importante che sappiano riconoscere quali sono le nostre divise, i nostri ruoli, il fatto che lavoriamo in maniera sinergica insieme ad altre forze, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza quando è necessario, e che tutti insieme l'unico obiettivo che abbiamo è aiutare le persone in un momento di difficoltà, ognuno per le proprie competenze. I piccoli sono passati dai mezzi dei Vigili del Fuoco, alle ambulanze, alle vetture dei Carabinieri e Polizia, fino all'attività della Polizia Locale, una giornata diversa che ricorderanno. 1, 2, 3! Luca Iuri più Europa e Agostino Migliorini, Popolari per l'Italia, sono gli ospiti di questa sera a 20:10 dopo il telegiornale di Treviso, e poi alle 21:15 come ogni venerdì torna a 40 la trasmissione che ripercorre la storia di Antenna 3 con i nostri archivi storici. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Una nuova perturbazione atlantica si avvicina alle nostre regioni, le quali verranno investite da nuove piogge. Vediamo il dettaglio di venerdì 17 maggio. Sul Veneto andrà meglio al mattino con tempo più asciutto. Dal pomeriggio e dentro la serata nubi in aumento con piogge via via diffuse un po' ovunque.
Temperature minime tra 8 e 12 gradi, massime tra 17 e 20 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la giornata risulterà grigia ma in genere senza precipitazioni. Non mancherà anche qualche schiarita più soleggiata. Entro la nottata possibili fenomeni sul Pordenonese. Temperature minime tra 10 e 12 gradi, massime tra 17 e 19 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo rovesci e temporali frequenti, specie sui settori meridionali. Qualche pausa più asciutta invece altrove. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime tra 19 e 20 gradi. Bene, questo aggiornamento meteo per ora termina qui. Arrivederci.